Cari telespettatori, ben ritornati con noi, siamo in diretta, con noi in studio ci fa il piacere di avere, di onorarci della sua presenza, visto che viene anche da lontano e non sempre qui, Eugenio Benetazzo, economista indipendente. Grazie Ciao. ancora. Ciao. Tanti sono i temi che andremo a trattare e quindi andremo ad analizzare un po' la nostra situazione economica, se può essere con un mezzo sorriso, ovvero c'è una piccola ripresa oppure no, questo cercheremo di capirlo insieme, la situazione occupazionale e lavorativa, quindi partendo dal Job Act che sortisce o può sortire degli effetti, sempre in un contesto internazionale, perché lei ha modo di fare esperienze all'estero, di vivere all'estero, quindi può vedere forse meglio con distacco la nostra situazione italiana. Certo. Poi ci sono altre questioni meno felici, ovvero situazione economica, le banche, il rischio economico per il nostro paese, possiamo ancora essere commissariati e tante altre che ne verranno fuori. Vediamo un po' di inquadrare la situazione attuale. È vero, i segnali di ripresa ci sono o ce li fanno vedere? È una politica informativa che volge in questo senso oppure realmente stiamo uscendo da questa benedetta crisi? Oggettivamente c'è un sensibile e modesto miglioramento di quelle che sono alcune variabili macroeconomiche chiave che riguardano non solo il nostro paese ma complessivamente tutta l'Eurozona. E queste sono riconducibili a tre cosiddetti driver di crescita o di propulsione di spinta. In prima battuta la discesa, anzi il crollo che ha avuto la materia prima per eccellenza, il greggio, che è andato ad impattare quindi sui costi di produzione, migliorando anche la competitività delle imprese. In secondo luogo abbiamo il cambiamento del cross valutario, cioè il rapporto euro-dollaro, che ha creato maggior propulsione alle esportazioni, non solo quelle italiane ma quelle di tutto il comparto europeo, che non dobbiamo dimenticare i contributi di rilievo. E terzo, l'aiuto che sta dando Mario Draghi attraverso la BCE a tutti i paesi, soprattutto quelli deboli, in quanto il rifinanziamento dello stock di debito pregresso viene molto ma molto più contenuto, e questo genera anche un risparmio, un cosiddetto tesoretto nei conti pubblici, che consente a chi governa di beneficiarne. Dal punto di vista meramente analitico, quindi abbiamo una serie di convergenze di fattori molto favorevoli che creano questa sorta, io la chiamo di illusione, che si stiano uscendo come Illusione, sì, è un'illusione, perché se il greggio fosse ancora ai 90-100 dollari, se il cambio fosse a 1,40, se non ci fosse stato il quantitative easing, noi saremmo fermi lì. Anzi, non solo saremmo fermi, ma probabilmente avremmo delle proiezioni sul 2015 particolarmente negative. Ecco, ci tengo a sottolineare questo aspetto, perché recentemente, anzi nel giro delle ultime 48 ore, hanno modificato le proiezioni di crescita per il nostro paese, parlando che da uno 0,6 si andava a un 1%, la stima per il 2015, che uno potrebbe dire, ah, finalmente il paese cresce. Sì, è vero che cresce, ma se io vado lo stesso tipo di analisi a effettuarla anche sui nostri partner, quindi la Spagna, la Francia, l'Inghilterra, Germania e così via discorrendo, il potenziale di crescita è notevolmente amplificato rispetto a noi. Quindi che cosa significa? È vero, sì, l'Italia si sta muovendo, ma pariteticamente i nostri partner si stanno muovendo molto di più, in particolar modo la Spagna. Quindi io starei attento a gongolarmi se fossi un esponente del governo, perché in passato, nel 2011, abbiamo vissuto una situazione similare. Ma lì è consenso politico, insomma, perché Stiamo figurarsi... uscendo dalla crisi, poi a metà del 2011 sappiamo che cosa è accaduto al Paese. Esatto, quindi non ci sono segnali reali. Reali, no, cioè reali, sostanziali, con motivazioni strutturali forti, oggettive, non ce ne sono. Quali potrebbero essere le leve per far sì che invece ci fosse qualche segnale? È vero che servirebbero le riforme, ma spiegato al cittadino qualunque, la parola riforme cosa sta a significare per come le intende l'Europa? Beh, per un italiano medio deve mettersi in testa che riforme in Italia significa
taglio della spesa pubblica. Fine, tutto il resto sono una chiacchiere tradizione. e perdite di tempo. E taglio della spesa pubblica significa elevare mediamente dei privilegi degli italiani che vanno dalla sanità alla fruizione di tantissimi servizi pubblici. Chi si può permettere di fare questo tipo di intervento? Stiamo parlando di tagli non di 7 miliardi, ma di 70-80 miliardi minimo di spesa pubblica, in modo tale da, ad esempio, poter abolire definitivamente l'IRAP e tutta la tassazione nuova che hanno introdotto negli ultimi 3 anni, ad esempio per i cespiti beni immobiliari che stanno letteralmente massacrando il mercato immobiliare tanto residenziale quanto delle attività produttive. Io lo voglio ricordare per chi è a casa forse ascoltando non ha ben chiaro quello che capisco, ma in 3 anni gli immobili in Italia, per chi ha governato, sono stati trattati come un bancomat. La tassazione è mediamente triplicata, si è passati dai 9 miliardi di prelievo epoca Berlusconi agli ormai 30. È chiaro che quello è denaro che è stato sottratto alla fiscalità, cioè è stato sottratto al circolante monetario che a sua volta ha servito per supportare i vari ammortizzatori sociali, gli 80 euro di Renzi e tante altre operazioni tampone che non hanno fatto altro che continuare a portare avanti il sistema Italia così come lo conosciamo. Badate bene. In 3 anni si sono succeduti 3 governi, strutturalmente non è cambiato niente, cioè nessuno ha effettuato delle operazioni strutturalmente sostanziali che hanno cambiato ad esempio la fiscalità per le imprese. Non solo è cambiata, ma è sensibilmente aumentata. Io negli ultimi 18 mesi non ho fatto altro che dare assistenza fiscale e finanziaria ad aziende qui del nostro territorio del Triveneto che guardano ad altri paesi per andarsi a delocalizzare e in alcuni casi si parla addirittura di liberi professionisti, come è il caso di uno studio di architettura e di design industriale che proprio qui della provincia di Padova e ha detto basta Italia, chiudo, spengo, consegno le chiavi, mi trasferisco in un altro paese non tanto distante da qui, sempre dentro l'Unione Europea, dentro l'Eurozona e grazie oggi alle nuove tecnologie, quindi ad esempio il Posso cloud, seguire ugualmente il file sharing e così via, io posso continuare lo stesso a fare il mestiere di prima, ad avere gli stessi clienti, quindi l'attività di progettazione viene fatta su un altro paese perché il designer o l'architetto o il progettista si spostano effettivamente, si delocalizzano, però i clienti rimangono gli stessi magari in Italia e l'attività, l'output produttivo viene trasmesso, consegnato o fatto arrivare mediante i dispositivi che ci consentono oggi tramite fibra ottica e così via discorrendo. Chi ci guadagna in tutto questo? Un altro paese che va a beneficiare dell'IVA, dell'indotto che genera quell'azienda. Però di fatto il nostro paese non consente alle aziende ancora di sopravvivere e di andare avanti. Mi permetto di fare anche questa osservazione, perché ormai io quasi tutti i paesi dell'Unione Europea li ho visitati negli ultimi 4 anni. Mi manca qualcuno nell'area baltica. Dentro l'Eurozona, l'Italia è l'unico paese che non ha un'agenzia di attrazione degli investimenti. Cioè, faccio un esempio proprio pratico, dall'Austria alla Spagna, l'Inghilterra e così via discorrendo, persino anche recentemente anche la Croazia, hanno proprio un'agenzia, un dipartimento che è collegato al governo che ha lo scopo di andare a fare marketing industriale negli altri paesi, quindi organizza, che ne so, presso la Confindustria, presso un centro congressi, presso un ordine professionale, cari imprenditori italiani, venite qui nel seguente paese che vediamo questi benefici. E quindi vanno letteralmente a fare concorrenza imprenditoriale sfruttando la loro fiscalità. Noi siamo, come italiani, l'unico paese che non ha questo tipo di strumento, cioè che non andiamo negli altri paesi, a parte il fatto che succede esattamente il contrario, vengono organizzati degli incontri anche da parte di professionisti e operatori italiani volti alle aziende italiane, vi insegniamo noi come sopravvivere, chiudete qua e trasferitevi. Quindi questo è un messaggio che ormai è principe nell'ultimo triennio. Assolutamente, quindi non siamo fattori di attrazione neanche per investimenti esteri se non di voraci acquisizioni da parte di terzi. Questo l'abbiamo visto, grandissimi marchi, grandi famiglie storiche che hanno perso la proprietà della maggioranza azionaria, se era azionario, se non tutto addirittura hanno ceduto.
È un depauperamento o è da vedere in senso positivo, ma che bello, siamo diventati attrattivi? Questo, se ascoltiamo alcuni esponenti del governo, ci parlano, stanno arrivando gli investitori esteri in Italia. In realtà non si parla di attrazione di investimenti esteri, queste sono letteralmente operazioni di colonizzazione da parte di altri soggetti che vedono in alcune grandi aziende che rappresentano il core di settore un'opportunità di acquisizione per le condizioni di mercato o per rafforzare l'azienda stessa che diventa il soggetto che effettua il cosiddetto takeover ostile, l'acquisizione ostile. Ma nello specifico il capitalismo italiano ha una malattia intrinseca, genetica, che è legata alla sua peculiarità, che è un capitalismo ancora familiare, cioè grandi aziende storiche costruite da imprenditori lungimiranti che purtroppo per ragioni di genetica, di cultura, proprio anche del nostro territorio, non riescono a gestire il passaggio generazionale perché hanno ancora la mentalità chiusa, la famiglia deve continuare ad andare avanti e produrre così. Cioè, questo è un meccanismo, un modus operandi completamente fallimentare che non porta a nessuno sbocco, tanto è vero che le aziende che sono oggetto di fenomeni di cosiddetta colonizzazione sono proprio quelle particolarmente più marchiate dal fenomeno del capitalismo familiare, che non vedono nelle generazioni successive la possibilità di subentro e quindi di riuscire a portare avanti negli anni a venire. Quindi sono destinati a morire, sono destinati a morire, infatti alla fine io l'ho visto anche professionalmente proprio qui anche nel nostro territorio, aziende che avrebbero bisogno di partner finanziari, anche magari stranieri o qui legati al territorio circostante, che rifiutano l'ingresso del soggetto esterno che apporta capitale di rischio perché sono mentalmente preclusi vedendo come unico partner finanziario la banca, ed è sbagliatissimo, cioè, questa è proprio una caratteristica tipica del capitalismo italiano, cioè l'imprenditore medio vede come unica possibilità di sfogo finanziario la banca, quindi se la banca, il business funziona, il clima economico è caldo, presta, poi sappiamo quello che è accaduto negli ultimi anni. Viceversa, in Europa la media è tra il 40 e il 50% delle imprese che si finanziano attraverso il canale bancario. Gli altri hanno tutti o partner di investimento stranieri o del territorio, consorzi o investitori locali e così via. Cioè hanno una mentalità che appunto non è legata alla famiglia e quindi no, il business deve essere tutto quanto mio, in mano mia. Si potrebbe raccontare dalla Parmalat fino alla Fiat, sono tutte quanti situazioni similari in cui c'è il cosiddetto tycoon che fa nascere, pensiamo solamente alla recente vicenda di Luxottica qui in Veneto, in casa nostra, che adesso, anche vista l'età che ha Leonardo Del Vecchio, le due ex mogli con i figli che ha avuto, che chiaramente c'è una faida interna per chi controllerà chi, oppure S. Lunga con Bernardo Caprotti che ha recentemente vinto la causa contro i suoi stessi figli, cioè eredi, perché li voleva estromettere. Quindi questo fa comprendere che non sono casi isolati, ma funziona proprio così il nostro modo di fare impresa e purtroppo non si va da nessuna parte. Cioè ha funzionato fino a ieri, andava bene fino a ieri perché i confini e le aree di conflittualità e competitività erano molto modeste, sì, al massimo avevi il partner europeo e così via, ma adesso che ti devi scontrare con un competitore internazionale che arriva dall'Asia o dal Sud America, non regge più questo schema. Rischi di essere divorato, brutalmente sbranato, anzi. Allora, detto questo, abbiamo già chiarito un aspetto, quindi anche questo che è una rivoluzione comunque importante, compresa o non compresa, però ancora non è in atto, potrebbe essere una riforma, no? Torniamo con voi, pochissimi secondi di intervallo pubblicitario.